Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Oggi è lunedì 11 dicembre. Si apre una settimana cruciale sui mercati monetari col franco svizzero sempre più forte rispetto all'euro. Questa mattina al risveglio un euro valeva 0,945 franchi. Questa sera ne vale 0,947. In sostanza ormai da lungo tempo con un euro si acquista meno di un franco. Chi ci guadagna per la provincia di Varese, zona di confine, non è poi così un male, anzi, gli svizzeri sono indotti a fare la spesa qui in Italia e quindi le attività tra Varese e Varesotto vedono salire gli incassi. Anche i frontalieri gioiscono, il loro stipendio cambiato in euro vale di più. L'altra faccia della medaglia è quella dell'occupazione in comparti cruciali come la sanità. Medici e infermieri italiani sono tentati dalle retribuzioni del Canton Ticino. È vero che le oscillazioni fra franco svizzero ed euro sono minime se prese quotidianamente, ma viste nel lungo periodo pesano e come. Se poi si osserva l'evoluzione storica, il cambiamento è impressionante. 15 anni fa un euro valeva quasi un franco e 70 centesimi. Le attività varesine con più di 30 anni di vita sono state premiate questa mattina a Palazzo Estense dal Comune. Il servizio con le immagini di Agenzia Blitz. Le attività varesine con più di 30 anni di vita sono state premiate questa mattina a Palazzo Estense, hanno ricevuto la targa dal Comune di Varese. In totale sono 42. Si tratta non solo di negozi ma anche studi professionali, concessionarie e imprese. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha detto alla platea dei premiati che se c'è un benessere diffuso sul nostro territorio è principalmente merito di tutti coloro che tutti i giorni tirano sulla Claire, vanno in ufficio e fanno una serie di attività che voi rappresentate molto bene. E a proposito delle premiazioni di questa mattina, ascoltiamo le considerazioni di Marco Parravicini, fiduciario Ascom del centro di Varese, e di Stefano Angei, consigliere comunale promotore della mozione per riconoscimento delle attività storiche. Marco Parravicini della gioielleria Parravicini è qui in doppia veste, da una parte è premiato e dall'altra parte è premiante per la sua carica di fiduciario Ascom per il centro di Varese. Sì, diciamo che oggi è una giornata importante perché si riconoscono le grandi realtà varesine del commercio storiche, famiglie che hanno portato avanti il commercio della nostra città e l'hanno reso unica rispetto a tanti multinazionali che ci sono in tutte le città. Siamo qui con Stefano Angei, vice capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Cosa si può fare per aiutare i negozi storici? Allora, sicuramente la giornata di oggi è già una prima tappa importante che nasce da una mozione che ho presentato, la prima mozione che ho presentato da consigliere comunale. Questa, come dicevo appunto, è una tappa perché al bilancio che andremo a votare entro fine anno presenterò un ordine del giorno in cui chiedo all'amministrazione di aiutare tramite contributi o decontribuzione le attività storiche. Sacromonte senza auto uguale Sacromonte deserto. Un'equazione, quella della giornata di ieri, che proprio non è piaciuta. Il servizio è di Michele De Marchi con le immagini di Agenzia Blitz. Com'è andata ieri, la prima domenica di chiusura delle strade del Sacromonte? Il deserto quasi fino alle 15:30. Presente la pattuglia della polizia locale a raccogliere lo sfogo dei cittadini che non hanno letto i cartelli. Troppe persone, non informate ancora dalla chiusura del Sacromonte nelle domeniche di dicembre dalle 14 alle 18, per non sbagliare non sono salite al borgo. Altri hanno pensato che per tutto il giorno il Sacromonte fosse inaccessibile e hanno preferito rinunciare. Risultato: locali semivuoti o quasi, con conseguente protesta dei ristoratori. Ma non tutto è andato male. I bus navetta e la funicolare hanno trasportato al Sacromonte più o meno 600 persone. L'anno prossimo l'autostrada A8 taglierà il traguardo dei 100 anni di vita e si pensa a un ricco programma di celebrazioni per la ricorrenza. Stamattina è il primo incontro per pensare e programmare le iniziative. Il servizio è di Riccardo Prando, le immagini di Agenzia Blitz. È stato presentato questa mattina a Villa Recalcati il progetto AO100, che intende organizzare manifestazioni, incontri e ricerche di studio per ricordare i 100 anni dall'apertura dell'autostrada Milano-Varese, avvenuta il 21 settembre 1924 e che ha interessato le province di Milano, Varese e Como.
Scopo del progetto è evidenziare i passi fatti dal territorio toccato dalla prima autostrada del mondo sotto gli aspetti culturali, delle tradizioni, della mobilità, economici e sociali. Numerose le autorità presenti, a tutte ha dato il suo saluto il presidente della provincia Marco Magrini. E ora andiamo a sentire le parole di chi si è già impegnato in prima persona su questo argomento, il presidente della provincia Marco Magrini e l'organizzatore di eventi Maurizio Gandini. Marco Magrini, presidente della provincia di Varese, un evento importante sui 100 anni dell'autostrada. Sì, un evento importantissimo. Gandini mi ha proposto questa idea. Io avevo già in mente di fare un evento perché nel 2024 ci sarà alla fine è stata l'inaugurazione, sono i 100 anni di quando è stata inaugurata questa autostrada fondamentale per il nostro territorio. Allora era una sola corsia, hanno fatto il primo pezzo, la 8, quindi fino a Varese, poi c'è stato nell'anno successivo il collegamento con Como e poi il collegamento con Sesto. Credo che sia importantissimo che se ne parli, che si racconti questa autostrada che è fondamentale per il nostro territorio, e vedo che c'è una grandissima partecipazione qui. Maurizio Gandini, l'anima di questa avventura a Villa Recalcati, una giornata importante. Che cosa si apre? Perché avete pensato di organizzare questo evento in occasione dei 100 anni dell'inaugurazione dell'autostrada dei Laghi? Nasce oggi questo progetto che si chiama A800, durerà fino al 21 settembre del 2024, per festeggiare i 100 anni, e stiamo oggi facendo una commissione celebrativa per vedere chi vuole aderire a questo progetto per portare mostre, convegni e organizzazioni un po' tutte sul territorio da qua a Milano. Quindi l'iniziativa di oggi è l'ouverture, sì, diciamo così. L'ouverture. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Cambiamo completamente argomento. In Lombardia si fuma di meno e si beve di più. Il servizio è di Marta Elli. Dalla sigaretta al bicchiere di vino in più, quanto tengono i lombardi alla loro salute? I dati riportati nel rapporto Meridiano Sanità 2023 dicono abbastanza. È importante ridurre l'insorgenza delle malattie per limitare l'impatto sulla salute dei cittadini e sul sistema sanitario sociale. I fattori di rischio però sono tanti. Per quanto riguarda il fumo, la Lombardia registra una percentuale di fumatori appena sotto la media nazionale, un vizietto assai diffuso negli adolescenti, tra cui le più accanite risultano essere le ragazze. Meno bravi nel consumo di alcol, con un tasso leggermente maggiore sempre rispetto alla media nazionale. I lombardi sono virtuosi a tavola, quasi il 18% della popolazione consuma almeno 4 porzioni di frutta e verdura, più della media nazionale. Gli adolescenti italiani purtroppo pesano di più dei loro coetanei europei. Bene però la Lombardia, quinta nella classifica nazionale. E a proposito di Lombardia, ma questa volta parliamo del mondo della cultura, ascoltiamo l'assessore regionale Francesca Caruso sull'uso dei fondi stanziati su questo tema dalla Regione. Siamo con l'assessore Francesca Caruso in Regione Lombardia e è venuta in visita in Prealpina. Non posso non approfittare di farle una domanda, cioè è appena passato il piano triennale, 126 milioni in 3 anni per la cultura in Regione Lombardia. A cosa serviranno? È un piano innovativo, un piano trasversale, un piano che vuole riportare la cultura, le politiche culturali al centro di Regione Lombardia, guarda molto ai giovani e esce da quelli che sono i luoghi canonici, tradizionali della cultura, verso le periferie, verso i nuovi borghi, verso i piccoli borghi, insomma. La chiusura va allo sport e naturalmente alla crisi della pallacanestro varese, ormai quasi in zona retrocessione. Il servizio è di Giuseppe Sciascia. La caduta libera dell'Open Job Metis non si ferma a Brindisi e porta i biancorossi ai margini della zona retrocessione, a 2 soli punti dalle Picasa e Treviso, ultime della classe. Quarta sconfitta in fila al Palapentasuglia per la formazione di Town Bielazeschi, che conferma tutti i suoi limiti mentali, prima ancora che tecnici, meno 16 dopo 8 minuti, con un approccio iniziale davvero da dimenticare, una rimonta, figlia di una fiammata importante di Olivier Allan, che poi nel quarto insieme a Moretti ma tutta la squadra deraglia con troppe iniziative individuali.
Una serie di sconfitte pesanti al di là della prima mossa di mercato. Domani, martedì 12 dicembre, arriverà Skylar Spencer, il pivot scelto dall'Open John Betis per sostituire Willy Coristein, che però sarà ancora in campo un mercoledì 13 in occasione del match casalingo contro Leiden. Sotto l'occhio del ciclone ancora la posizione di Tom Bielazeschi, che per il momento però non è in discussione da parte del club, orientato piuttosto a cercare un playmaker al posto di Vinny Shade. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona serata!